Buonasera a tutti, di TV, che non parlare oggi, di 9 del mese di aprile 2026. Ben tornato a tutti a ascoltare la trasmissione di TV, di Nova, dagli Salvemini e dai visti. E adesso per baglia dei visti tocca di lamentare, perché tanto fa non ha una via da Nuorese. Nuorese è un termine inventato da poco tempo, non esisteva che il Nuorese, geograficamente l'hanno inventato Como, perché ancora non che pone in baronia, nulla da dare che sia baronia, ma baronia non siamo, basta controllare una qualsiasi carta geografica non modernista, insomma, non colonialista come sta scritto come e noi siamo, siamo arbata, del giusto che la raichina storica è rispettata, chi è schiena raichina si rupica su vento e noi pensiamo nella realtà raichina di questo punto. Chi bittenimo non può essere né col bello né col malo, ma può essere sufficiente da uno che riporta essere ateo non esiste. Bene, andiamo da innanzi, vediamo quanto si presenta a Sadie, poco manco che aereo, insomma, che lo libero completamente, il vuole sempre nel villaggio, ma comunque veste, ecco qua, vuole prendere tutte le vie, o Iovia, insomma, si presenta che anche in Vena adesso dal 2, ma proprio in Veda minoretta. Grasa, le prendo domate su tutte vie, che è un'acqua. Bene, abbiamo avuto un toccamento d'oro che non è stato possibile dare esita, non dite, spiegare data la Michele, la possibilità che lo ha, che era 99 anni, sempre morta, Francesca Ena, grazie a Pala, mamma di Franco, Giovanna, Dino, Lucia e Maria Annunziata. L'intero è di 9 di aprile a stesa e mezza in Saccheia del suo miracolo, condolenze alle pazienti, sarà mediatrice da parte dei TV. Bene, a te scusare, se da tapito perché sbaglio in questo toccamento d'oro, ma queste commenti mi arrivano da indicazioni, insomma, sono precise, ma abbiamo so preciso io, per esempio non so preciso, ho rischiato tutti 99 anni, ma rischierei una pesca 90, meno male non ha telefonato, lo correttore, un sbaglio mio. Bene, vabbè, non corro schiacco in volontariato, quindi insomma, un po' che pazienza tra una cosa satira, chi per il computer aiuto, oh, non tutti si riescono a controllare. Numero da innanzi è stato quello che ha stappato questo cellulare, questo stallone visto che è andato a manie, che l'ha perduto tramite sul numero 320 batto 06 077. Ecco, questo è il numero che mi hanno dato, questo numero posso danne e se non ho telefonato a VTV e guardare che l'ha stappato. Bene, poi è stata stappata pure questa mascherina o accessorio insomma di Ozzales, scuritore di Ozzales, questo l'hanno stappato sul campo sportivo che l'ha perdita, scusate, non che l'ha stappato, no, che basta di sbaglio apparteneva, che l'ha perdita tramite sul numero 3 batto 0 6 che 70 kg 090 kg. Lo correggiamo dopo. Poi foreste aperte, patente aperto nel 2026 nel parco di Tepilora, Vitti 12 aprile, info e prenotazione 333 237 17 59. Scopri il programma, cioè poi verso il programma, basta devi premere sopra, insomma, in questo caso no, però perché questa è una macchina insomma, però è stato pubblicato pure a parte chi ha fatto questa diapositiva. Poi abbiamo il comitato del Suberaco che sa fatto unici e si può petire
a partire possa esta. Il generoso scomitato nuovo, appena nominato, che sono i teachere, mantenerne bello tutto canto, insomma, la creia viene pulita, l'uterino, l'occo, eccetera, eccetera, insomma, contribuiamo tutti, pochi la cosa resessata. Dai Nantesi, ecco, questo dorsale si vede vista che hanno una lente particolare, non so questo è più o meno del colore di Aitu, non è stato splendido sul Camposanto, io che ho una lente particolare personalizzata, la montatura tipo di Haiti scuro, non è stato l'ho visto, l'ho giù delle salasta in Panzer Bauer, però poi ecco, non, non si vede più, insomma, ecco, non sono stato aggrappato, dove qualcuno o ne qualche cosa, insomma, telefono da quel numero, a Samere 388 2 49 358 BCTV 398 78 150 80 battere. Bene, numero dai Nantesi e fai damos delle benedizioni delle famiglie 2026, allora Iovia 9, Oie, no, Oie, Iovia 9, sì, Iovia 9, sì. San Giorgio, via Gorizia, via Fiume, Tabacchino, via Tolmino, Vico Spagnolia a Porterie, poi Vicolo Tola, via Mameli, via Sicilia, via Calatafimi, via Piave. Queste sono solo così non calcolatorie urbano un po' benediche esattamente. Numero da Nantesi e facciamo questo evento importante qui a Scrasa, sul salone cinematografico di Sariston, presentazione del suo libro Il campo di una vita, autobiografia di Daniele Cossello, tenore Remuno Eloccu, a cura di Sebastiano Filodoni. Interventi Mario Sanna, Baccherio Ballino, Ignazio Macchiarella, Stefano Lavra, Sebastiano Filoso, Marivella Oroveso, coordinata, sarà presente Daniele Cossello. Poi vamo primavera al parco di Tepilora, in comunità su Trecchi, dai su Trecca, il 9 di aprile, tour in quad, pranzo tipico partenza dall'agriturismo, Ertina, pranzo tipico incluso. Prima pagina della Nuova Sardegna, spari sul convoglio Unifil, Libano, attaccato attacco dell'IDF, paura per i militari della brigata Sassari. La fragile tregua tra USA ed Iran è già a rischio dopo i raid israeliani. Il caro gasolio in poche settimane ha messo in ginocchio le aziende. Così è cambiato il clima in Sardegna. L'invasione dei sudamericani nelle squadre dilettantistiche sarde. Per molti una scelta obbligata visto il calo delle nascite. Non va più giocatore e quindi è chiaro che gioca la sudamericana. C'è chi si aggrappa al calo delle nascite e a un vivaio che autocono sempre più stenizito, ma nei campionati dilettantistici sardi è un moltiplicarsi degli stranieri, squadre di seconda categoria con calciatori sudamericani ed africani, in particolare argentini, una multinazionale del calcio, ed in tanti sostengono che il fallimento del calcio italiano inizia da qui ed è più laica poi questa nazionale non poté giocare. La scelta di Solinas è un regalo per noi, questo sta ai danni degli ex alleati del Pistacchio, lo traitore totale, insomma, sempre chi del pacco valore come tenere a Ningadula, chi dà indipendentista sardo si chiama a nazionalista italiano. Il Consiglio approva la legge sul salario minimo, riguarda gli appalti regionali. Andiamo da innanzi, spari contro la brigata Sassari, questa è l'Unione Sarda, la tregua vacilla, Israele bombarda, un attimo che cambiamo schermata che se no non vedete, mi dimentico, che tu cosa rinconca, insomma, quindi spari contro la brigata Sassari, la tregua vacilla, Israele bombarda, il governo convoca l'ambasciatore. L'interesse pubblico è altro, l'aeroporto d'Elmar all'advisor della regione
L'obiettivo è l'interesse pubblico, cedere lo scalo di Cagliari non rientra in questo solco, ma si configura come una mera operazione di conferimento e concentrazione di partecipazioni in una società privata. Così l'avviso milanese alla regione città esiste, questa è un'operazione di marchioneria, no? Cioè, marchioneria politica, cioè, si parla del De Pascale, della Nuova Sardegna, che fu il presidente della Camera del Commercio del Sassari, del Cagliari, scusate, e poi sta apparato del Capras e così via. Il caso, vicino al villaggio dei pescatori, la regione boccia il rigassificatore a Giorgino. Cagliari, la tassa della discordia. Il caso Seulo, più visitatori, meno servizi. A Cagliari la tassa di soggiorno riaccende le polemiche, boom di incassi ma proteste sull'utilizzo dei fondi. Il comune li spende gli interventi ordinari, denunciano all'opposizione. Investiamo nella cultura che è un volano del turismo. La replica, il caso Seulo. Arrivano tanti turisti ma spariscono i servizi per i residenti, dal medico al distributore di carburante. Pote schifo, anche che tassa di soggiorno, non è gomme squarciate sulla statale 131, 1000 euro di danni. Ora chi paga? Chi paga, ovviamente. Giuseppe Piredda, andavo a Carloforte, ma la Pasquetta è finita a Sedilo. Vabbè. Non si è ancora spento l'eco della raffica di pneumatici squarciati sulla 131, quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un incubo per Giuseppe Piredda e la sua famiglia. I viaggiatori nella stessa fascia oraria. Bloccati ed impauriti, Giuseppe e la sua famiglia hanno dovuto attendere soccorsi. Abbiamo trovato un carro attrezzi da Oristano, l'unico disponibile, tutti gli altri erano già impegnati. L'auto è stata quindi trasportata fino ad Orgali, mettendo definitivamente fine alla giornata che non era nemmeno iniziata. Ma i disagi non finiscono qui, il veicolo è ancora dal gommista e resta il dubbio su eventuali danni al cerchione. Per raggiungere un punto sicuro dove fermarmi ho dovuto percorrere qualche decina di metri in un tratto interessato da lavori, con traffico deviato su un'unica corsia. E va bene, va bene, va bene, quindi mi chiedo di chi è la responsabilità. Si stanno rimpallando le colpe per non pagare i danni, denuncia. Mi chiedo chi è responsabile della strada, a chi si deve rivolgere per ottenere un risarcimento? Domande che al momento restano senza risposta, mentre per molti automobilisti la Pasquetta 2026 sarà ricordata come una giornata da dimenticare. Vabbè.
itinerari naturalistici pericolosi. Il fotoreporter Alberto Zilaghe segnala Desilo a Google Maps. E ti ha segnalato l'itinerario consigliato dall'applicazione di navigazione GPS è sbagliato, è pericoloso. C'è qualcuno che può intervenire segnalando l'errore e chiedendo la correzione in modo che altri non incorrano nel pericolo. Un appassionato fotografo di Deslo, fotografo certificato per Google Maps, Alberto Zilaghe, nei giorni scorsi, in seguito ai grossi disagi vissuti da alcuni turisti affidatisi a Google Maps, nei loro itinerari tra il Gennargentu e la Barbagia di Belvì ha segnalato l'impraticabilità di una strada a Google Maps, ottenendo le dovute modifiche, e ora quella strada non sarà più consigliata come itinerario principale per la zona. Va bene, un'opera buona, ma no, dinanzi il jet fuel, il jet fuel è su gasolio, kerosene con aereo e tagli delle rotte Sardegna e Sicilia le più fragili. Il governo faccia un decreto. Il senatore del PD Niccitta ha presentato un'interrogazione. Rincari record e pescatori in rivolta in Corsica. Blocco dei porti, navi ferme per Santa Teresa. Bonifacio, in Corsica continua un blocco nei porti imposto dai pescatori che sta causando disagi ai trasporti e colpendo anche molti turisti italiani e creando disservizi nei collegamenti con la Sardegna. A supportare l'iniziativa di protesta sono associazioni e sindacati che denunciano i rincari del carburante decisi dal governo francese in seguito alla crisi collegata alla guerra contro l'Iran. Ieri 2 tratte di Moby e Chinusa Line sono state cancellate al porto di Bonifacio e i successivi collegamenti della giornata non sono, almeno per ora, garantiti. Riferisce Maurizio Neri, romano, uno dei turisti bloccati nell'isola. Ci troviamo nella città di Bastia e avremmo dovuto partire ieri alle 8 per Livorno con il traghetto Mega Express che può trasportare circa 1700 persone e 500 vetture. La situazione, spiegano gli operatori portuali, resta in continua evoluzione. Lo scorsicano si muove. Si accelera sulla Cossattu Tascusì, mentre voi se non scenite in strada è scusa, ma comunque buona, che ho preparato un paio di buona da Seulo, e sulla strada metta, conveniva lasciata disabutta, insomma, dai, poi abbiamo parlato quasi, allora, 8 anni fa, che insomma, vabbè, e già i diventano il gai, come te lo rottannolo e il galugai, tecnici al lavoro, mentre dalla strada vengono rubati i guardarai, un po' di schifo. Gal Nuorese Baronia, incontri con imprenditori e istituzioni. Domani prima tappa a Torpè. Domani si apre il percorso di confronto sulla nuova strategia di sviluppo locale del Gal Nuorese Baronia. A Torpè primo appuntamento pubblico dedicato alla restituzione dei risultati della programmazione Leader 2014-2022 e l'apertura di una nuova fase partecipativa. Oltre al bilancio del lavoro svolto, il GAL programma una serie di incontri sul territorio per accompagnare la costruzione condivisa della programmazione 2023-2027, coinvolgendo comunità, imprese e istituzioni. Va bene, in Torpè. Aeroporto ai privati, nuovi altolà, manca l'interesse pubblico. Allora, Soager Cagliari, nella galassia del fondo di investimento F2I, spunta il parere degli esperti. La consulenza, commissariata alla giunta, meglio una rete tra scali sardi e non uno privato che dalle scritte privato lo ha che per o profetto non lo ha che per o servizio.
la privatizzazione dello scalo di Cagliari, pensata dalla Camera di Commercio F2I Ligantia, il Mameli, che è l'aeroporto del Cagliari, verrebbe ceduto al fondo di investimento per essere gestito insieme agli aeroporti di Olbia e Alghero. Non convince nemmeno l'Advisor, ingaggiato dalla Regione. Avvocati e consulenti dello studio legale, l'EA, sede a Milano, chiamate a valutare la possibile sussistenza dell'interesse pubblico, parlano di una mera operazione di conferimento e concentrazione di partecipazioni in una società privata, precisamente una holding unica di gestione in cui Todd e alleati vogliono comunque avere il 9,25% spendendo 30 milioni di euro. Il faldone in LCA hanno lavorato 8 mesi da marzo 2025 per consegnare alla Presidente il servizio specialistico di analisi. L'ha chiamato Todd stessa. Sono in tutto 6 dettagliatissimi file costati 170.000 euro, alcune centinaia di pagine, un lavoro certosino accompagnato da grafici e tabelle dopo aver spulciato ogni possibile documento a partire dalla deliberazione con cui l'8 settembre 2023 la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano ha dato il via al barter della cessione. L'ente vuole disfarsi del suo 94,45% detenuto in Soglia, gestore dello scalo del capoluogo, in cambio del 40,5% nella holding a guida F2I. L'alternativa non è dato sapere il motivo per cui la Giunta, malgrado le riserve dell'Advisor, stia andando avanti con l'operazione, sebbene il term street non abbia natura vincolante, si legge a pagina 1. Ma una cosa è certa: per l'Advisor realizzare un sistema integrato di gestione degli aeroporti, come dicono di voler fare Todd e alleati, costituisce un obiettivo di rilevante interesse pubblico. Se il modello è la rete aeroportuale prevista dal Ministero dei Trasporti con il decreto legislativo 401 del 25 novembre 2016. L'Advisor conferma: per cercare altri soci serve una gara. Lo studio milanese LCA si allinea al giudizio della Corte dei Conti, e cioè contraria a secessione. La protesta, l'UGL, guarda al diritto alla mobilità e ai risvolti occupazionali. Il monopolio è da scongiurare, la Regione si fermi. Insomma, non tanto scongiurare, però lo gioco del potere sono talmente alte. Caro carburanti, governo in pressing, con Fappi la Sardegna rischia grosso. Ministro Urso convoca le compagnie, il petrolio cala, giù i prezzi, ma speriamo il gas. È un'isola che non riesce a viaggiare veloce. Congresso, Willy Mereu rieletto segretario, dibattito sui costi di crescita e le difficoltà di chi lavora. Da caso dichiara è un'isola che non riesce a viaggiare veloce. Dimandate dopo quale motivo. La Regione boccia il rigassificatore, no alle strutture fisse. Il rigassificatore del Giorgino, parere negativo sul progetto di Giorgino con 18 serbatoi di gas naturale liquido. Intesa negata. La Regione dice no al rigassificatore di Giorgino nel portocanale di Cagliari. La Giunta di Alessandro Torre non vuole un impianto fisso su terra a ridosso della città. Sorgerebbe a poca distanza dal villaggio pescatori. Quando è stato sostenuto a Villa Devoto, le indicazioni governative espresse con DPCM favoriscono strutture galleggianti, quindi in mare. Non sarebbero definitive, come non definitiva appare la parola fine su questa vicenda.
La società che propone il progetto, Sardinia Link, composta da IS Gas, Corsica e Vitali, a sua volta controllata per il 50% dalla Vitol, quindi Saras, e peraltro il 50% dalla Comwell, ha già annunciato che tutelerà i propri interessi in ogni sede. Tradotto, la battaglia giudiziaria continua. Appalti regionali, sì al salario minimo, solo però se fosse appalto regionale mai sotto i 9 euro. Allora per i lavoratori approvata la legge. È una buona cosa. Piano paesaggistico, primi passi verso l'aggiornamento. La Giunta istituisce un comitato di indirizzo e uno scientifico per la modifica. Il piano paesaggistico è stato applicato specialmente per Sascosta, ma le note di criterio non sono così interni. Sì all'aggiornamento del piano paesaggistico regionale, ma nel segno della condivisione, coinvolgendo comuni, associazioni, ordini professionali e sindacati. La delibera approvata ieri dalla Giunta Tode inaugura così la fase di verifica e adeguamento del PPR, che consentirà la definizione di un quadro di riferimento omogeneo per lo sviluppo sostenibile dell'intera isola. La nuova governance, si legge in una nota della Regione, prevede l'istituzione di un comitato di indirizzo che vedrà la collaborazione di tutti gli assessorati regionali, confermando la natura trasversale del governo del territorio. Il lavoro sarà supportato da un comitato scientifico di esperti e da accordi di collaborazione con le università di Cagliari e Sassari per garantire basi tecniche e scientifiche d'eccellenza. La finalità, l'obiettivo è superare l'idea di una pianificazione calata all'alto, trasformando la tutela del paesaggio in un progetto dinamico e condiviso. La tutela dell'ambiente e l'innovazione urbanistica possono e devono viaggiare insieme. Ad ogni modo, conclude Spanedda, la delibera di ieri è solo un primo passo. L'aggiornamento del PPR procederà per fasi, partendo dalle coste per arrivare alle zone interne con una pianificazione costante con il Ministero della Cultura. Ovini, il virus dell'est minaccia l'isola. Ecco qua un'altra disgrazia. Coldiretti, rafforzare i controlli per evitare una nuova emergenza sanitaria. Allerta per la peste dei piccoli ruminanti, che ha già ucciso migliaia di capi in Europa, quindi tocca stare attenti fino a non che provati in Sardegna. Un nuovo virus mortale minaccia gli allevamenti dell'isola in Grecia, Ungheria, Romania e Albania. La peste dei piccoli ruminanti, PPR, ha già contagiato e ucciso migliaia di capi e ora rischia di espandersi oltre Adriatico e Tirreno per colpire i nostri allevamenti. Un allarme che sembra lontano ma che Coldiretti Sardegna non vuole sottovalutare per non trovarsi come in passato al centro di una bufera sanitaria simile a quelle create dalle epidemie di lingua blu e peste suina. Male. RC Auto, il CID digitale operativo, CID è questo modulo di constatazione amichevole. È scattato ieri l'obbligo per le compagnie assicurative di mettere a disposizione dei propri clienti il modulo CAI, constatazione amichevole di incidente, e non sarà più CID ma CAI, in formato digitale. Lo ricorda AIPED, Associazione Italiana Periti e Stimatori Danni, che ha partecipato all'iter avviato dalla IVAS per introdurre in Italia il modulo di constatazione amichevole digitale. Gli automobilisti, tuttavia, in caso di sottoscrizione di un contratto assicurativo, avranno la facoltà, quando si verifica il sinistro stradale, di scegliere se ricorrere al documento cartaceo o utilizzare il formato digitale tramite app o web, ricorda il presidente AIPED Luigi Mercurio. La modalità informatica di compilazione del modulo di denuncia del sinistro non sostituisce infatti quella cartacea,
ma è prevista come alternativa, una possibilità che non è stata messa in discussione, considerando che la digitalizzazione totale del modulo di denuncia di sinistro avrebbe comportato conseguenze per gli automobilisti, complicando la loro vita e limitando l'accesso a quegli utenti che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali e informatici. Infatti non è stesso tutti la usare. Poste, selezione giovani, riparte il premio TG Poste. Fino al 30 giugno sarà possibile candidarsi all'iniziativa di Poste Italiane per scoprire giovani talenti dell'informazione che sappiano raccontare le notizie in modo originale e con un linguaggio diretto e innovativo. Il premio è aperto agli under 35. Adesioni al servizio civile. Disponibili 35 posti. Sono disponibili 35 posti nei progetti promossi dalle ACLI della provincia di Cagliari, distribuiti nelle sedi Cagliari, Elma, Decimo Manno, Gesico, San Giovanni, Suergio, Quarto Viana, Quarto Sant'Elena. Le domande devono essere presentate, quindi noi che siamo al largo da Fussu. Andiamo su Castello, il ritorno da ex di Sebba Luperto, un affare d'oro, un addio al veleno, cioè i giocatori su Cagliari e poi di Lambendite per Cremonese. Cagliari Cremonese sabato 15, sabato giocata alle ore 15. Andiamo da innanzi, il gasolio alle stelle, la filiera è in crisi e le imprese in rosso. Campus narrata costi che schizzano per i fornitori, è impossibile abbassare i prezzi. Solinas, gli ex alleati non hanno dubbi, va a sinistra, per noi è un regalo, ti regala gli altri miserabili. Sottostante che è stata eletta ai suffragati e poi che sono colato a Michele. Un muro fatto di disincanto era segnata diffidenza e con un senso nascosto quasi di liberazione ha accolto nel centrodestra le affermazioni dell'ex presidente della regione Cristian Solina, che nella intervista uscita a Pasqua sulla Nuova annuncia l'intenzione di aprire una nuova fase politica per i sardisti, guardando espressamente al centro-sinistra, depurato però dalla componente del 5 Stelle. Il primo a intervenire è proprio il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Mura, che invece di criticare direttamente Solina, suo presidente per 5 anni, ritiene incoerente l'M5 Stelle, mentre a parole si prendono le distanze, nei fatti si sta comodamente dentro un progetto politico che ha proprio in Cristian Solina il suo punto di riferimento. E vabbè, Stefano Tunis, Pietro Maielli, ex sardista, ora di Forza Italia, poi veste Gianni Chessa su Matessi, ex sardista, come Forza Italia, poi veste Franco Mula, idem come sopra, Fratelli d'Italia, ex sardista, Alfonso Marra, su Matessi, Forza Italia. Oh, no, ma ieri che Franco Mura già ora infatti Fratelli d'Italia, ecco, Franco Mura invece questo fa Alfonso Marra resta Forza Italia. Oh, imprese sarde al bivio, più export per crescere. Confappi lancia la sfida. Oggi a Nuoro il Road Slow per l'associazione di categoria del piano narra solo l'1% delle nostre aziende punta all'estero. Lo spazio per investire c'è, ma bisogna essere strutturati. L'esperienza di chi ha già portato la propria attività oltre il confine, specialmente oggi a San Giuliano. Andiamo alle politiche internazionali, Hormuz di nuovo chiuso, la tregua è già in bilico, l'Iran rompe gli accordi
in risposta agli attacchi israeliani in Libano. Lo ti scusa il bonus, è importante. Come l'Iran che $1 a barile che usano si colano in cuore. Pensate voi che guadagnano questo che ne, e poi tu non capisci la guerra. Io, un passaggio libero come è tenuto in mano a questo pretacchione l'Arabia di Trump a rischio lo stop ai combattimenti di 2 settimane, stop di 2 settimane. Con il cessate il fuoco volano i mercati, ma resta la paura. A fine seduta Milano ha guadagnato 3,7%, Francoforte il 5%, Parigi 4,49%. Per anni che bisogna di stata la PAC, ma mi pare che la PAC siete le PAC durata. Andiamo alla gara da innanzi, Orban, la spinta di Vance non basta, io penso che l'abbia fatto pur male che non bene questo Vance viene da America a predicare odio invece che di aiutare. Il rivale Magyar resta in testa ai sondaggi. Il premier mobilita gli ungheresi all'estero a ricevere di Vance il giorno dopo la kermesse con Viktor Orban. Non è un'arena ma un salotto affacciato sul Danubio. Balazs Orban, nessun legame di parentela con il premier di Zoran Szalai, due figure chiave del potere orbaniano. Gli aprono le porte del Mattias Corvinus Collegium, ormai tempio della nuova destra globale. L'intervento, la scena si restringe ma la sostanza non cambia, il vicepresidente americano rilancia il sostegno al premier e affonda di nuovo contro l'Europa. Artemis, la navicella, la nave Orion riaccende i motori e ammira la via Lattea e Ghiranne a Domo. Cap Caravan alle 2 del mattino italiane di ieri, la navetta Orion che ha lasciato la Luna per dirigersi nuovamente verso il nostro pianeta ha riacceso i suoi motori per circa 15 secondi in modo da modificare leggermente la velocità e aggiustare la rotta. A fornire la propulsione al veicolo, oltre all'acqua e al controllo della temperatura a bordo, è il modulo di servizio europeo ESM, che è stato costruito da 20 aziende di 13 Paesi membri dell'Agenzia Spaziale Europea, compresa l'Italia. In cui siamo finito, siamo da oggi e non diamo ora appuntamento a casa. Ecco, partita quindi a mezzo ridere e buona die torna a tutto tanto aspettamos la ina dessa sigla con il solitario. Salutando la Ciriaco 2 anni la Carai, a mezzo ridere e dicono a tutti dai tutti, adioso e mentre